Salve e bentrovati. Proseguendo l'analisi degli aspetti morfosintattici dell'italiano regionale di Sardegna, in questa clip vi parlerò dei gradi aggettivali. Tralasciando il grado comparativo di uguaglianza, nell'italiano standard il comparativo di maggioranza e quello di minoranza si può rendere con la sequenza più e meno più l'aggettivo qualificativo, oppure a seconda dell'aggettivo con comparativi organici come maggiore, minore, migliore, peggiore e così via. Per esempio, in italiano standard io posso dire Tizio non mi sembra più cattivo di tanti altri, oppure Tizio non mi sembra peggiore di tanti altri. Nel primo caso abbiamo la forma inorganica, nel secondo caso con l'uso di peggiore abbiamo la forma cosiddetta organica. Posso dire in standard l'estensione del parco è più grande di quella della piazza, oppure l'estensione del parco è maggiore di quella della piazza. Ora, a parte forme come più migliore o più meglio, che caratterizzano però l'italiano popolare e che si sentono anche qui da noi in Sardegna, l'italiano popolare ricordo che è quello parlato da persone con un basso livello di scolarizzazione, con un basso livello di istruzione. Ecco, a parte il più migliore e il più meglio, nell'italiano regionale sardo abbiamo la tendenza all'uso dell'avverbio più o dell'avverbio meno che facciamo precedere all'aggettivo positivo di tipo qualificativo, anche quando l'italiano standard prevede la ricorrenza di un comparativo organico. In altre parole, per fare qualche esempio, con aggettivi come cattivo o buono, che nel comparativo hanno rispettivamente anche la forma organica peggiore o migliore, noi preferiamo quella inorganica. Quindi preferiamo dire in Sardegna che Carlo ha un carattere più buono di quello di Antonio in luogo di Carlo ha un carattere migliore di quello di Antonio. Oppure ancora Antonio è più cattivo di Carlo invece che Antonio è peggiore di Carlo. Anche nel caso del superlativo assoluto, alla forma organica che si ottiene mediante la suffissazione con issimo, prendiamo l'aggettivo bello, leviamo via la O finale e ci aggiungiamo issimo e quindi diventa bellissimo, o buono, e da buono otteniamo buonissimo, ma si può ottenere in standard anche con l'uso di forme come ottimo o pessimo, massimo, minimo e così via. Nell'italiano regionale di Sardegna si osserva il prevalere della formazione inorganica su quella organica che si ottiene anteponendo all'aggettivo avverbi come molto, troppo e così via. In Sardegna quindi alla frase questo libro è bellissimo tendenzialmente preferiamo la frase questo libro è molto bello o spesso diciamo questo libro è troppo bello per indicare proprio il concetto di superlativo assoluto. Ricordo anche, e ne parleremo nelle videoclip successive, che in Sardegna noi rendiamo spesso il superlativo assoluto con forme antifrastiche come per esempio già non dirai che è brutto questo libro, che significa questo libro è bellissimo, ma ne parleremo. E che dire della posizione degli aggettivi nell'italiano regionale sardo? Senza addentrarmi nella descrizione della serie di possibilità che offre l'italiano standard,
chi volesse può consultare la bibliografia essenziale che ho indicato nel primo videoclip. Ricordo qui solamente che nell'italiano regionale sardo prevale la tendenza a una costruzione di questo tipo. L'articolo più il nome più l'aggettivo qualificativo o possessivo. E questa tendenza noi la seguiamo anche quando nell'italiano standard l'anteposizione o la posposizione di questi aggettivi può comportare delle variazioni di significato. Citando le esemplificazioni riportate da Ines Loi Corvetto nel suo L'italiano regionale di Sardegna, noi sardi preferiamo dire ho comprato la macchina nuova piuttosto che ho comprato la nuova macchina, la signora ha un vestito bello invece di la signora ha un bel vestito, uso i lacci delle scarpe vecchie anziché uso i lacci delle vecchie scarpe, così come preferiamo dire prendiamo la macchina mia piuttosto che prendiamo la mia macchina. Anche i pronomi personali attoni si presentano nell'italiano regionale sardo con una posizione particolare, che è sì contemplata e ammessa nell'italiano standard, ma che in Sardegna risente evidentemente, a seconda del tipo di espressione, della posizione che gli stessi pronomi assumono in sardo o, se siamo in Gallura, nel gallurese o, se siamo a Sassari, nel sassarese. Per esempio, noi preferiamo dire in Sardegna diglielo, chiamami, telefonaci, nell'area centro-meridionale dell'isola, così come nell'area centro-settentrionale e nel sassarese, a Sassari, preferiamo dire non me lo dire piuttosto che non dirmelo. Preferiamo dire non te ne andare al posto di non andartene. Preferiamo dire non vi muovete invece che non muovetevi. Queste sono delle preferenze che sono, come già detto, contemplate nell'italiano standard, ma nel nostro caso la frequenza d'uso con cui preferiamo queste forme alle altre possibili in standard deriva dalla corrispondente posizione di questi pronomi nel sardo, nel caso della cartina contrassegnata, ricordate, dal colore rosso, o nel gallurese o nel sassarese. Quindi possiamo dire che questa scelta è influenzata in modo diretto dagli altri sistemi linguistici che noi parliamo in Sardegna. Io mi fermerei qui, vi do appuntamento alle clip successive nelle quali parleremo di altri fenomeni come quello della posposizione del verbo, cui abbiamo già accennato, il fenomeno dell'aspetto verbale, vedremo come lo rendiamo nel nostro italiano, parleremo delle formazioni ausiliari con il participio passato, per intenderci esamineremo le espressioni tipiche di noi sardi come la casa vuole pagata oppure il tavolo è sporco e vuole pulito. Parleremo del gerundio, l'espressione ho visto Maria entrando in chiesa. Ecco, che cosa significa nell'italiano parlato dai sardi? Che mentre io entravo in chiesa ho visto Maria, oppure ho visto Maria che entrava in chiesa, dunque era lei che entrava in chiesa. Parleremo del lessico, parleremo ancora degli aspetti retorici del nostro italiano regionale e quindi di espressioni come quelle tipicamente antifrastiche, come piccolina la difficoltà, e tanto già è poca la fame, e tanto già è poco antipatico, e altre frasi di questo tipo. Ci soffermeremo su espressioni particolari che abbiamo esclusivamente in Sardegna, come per esempio
Ieri sono andato al mare e non ho incontrato Luisa, cioè noi affermiamo di non aver incontrato Luisa, ma la verità è che vogliamo invece significare non me l'aspettavo e ho incontrato Luisa. Però in effetti noi esprimiamo il concetto opposto. Vedremo anche infine come le forme di italiano regionale compaiano nel parlato giovanile, nel parlato dei giovani. Io davvero mi fermo qui, vi ringrazio dell'attenzione e come sempre, asilorravi un saluti.